Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Mi raccomando, per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Allora signori, siamo tornati a fare video. Avete visto, ieri non sono usciti video perché lo sapete quello che è successo. Braccobaldo ci ha abbandonati, diciamo così. La nostra mascotte è volata in cielo, guardate. E comunque Lorenzo è a casa, sta benino, diciamo così. Ora deve riuscire a mangiare, lo stiamo imboccando noi. Tutte le mattine gli vengono a fare le fiale, 5 fiale di roba per far sì che il sistema immunitario riprenda a circolare per bene. Comunque, grazie a tutti per i messaggi di ieri, di vicinanza nei confronti di Braccobaldo. E Diego onestamente l'ha presa male naturalmente, però gli ha voluto dare l'ultimo saluto, l'ha salutato e va bene così, almeno l'ha visto prima che si portasse via. Allora, a parte questo, parliamo di Napoli. Parliamo di Napoli perché ieri, avete visto, volevo far uscire il post partita della Lazio, ma non me la sentivo. Comunque, a parte questo, allora, nuovo giorno, nuova vita, diciamo così, dai. Conte Juventus. Conte Juventus, parliamo un attimino di Conte Juventus perché mi sembra il caso di parlare di questa notizia, visto che anche sui giornali è iniziata a circolare questa voce di un possibile Antonio Conte nuovo allenatore dalla prossima stagione della Juventus. Allora, perché escono queste notizie? Escono queste notizie, se non sbaglio la prima a riportarla è stata la Gazzetta dello Sport, poi in seguito Tutto Sport e poi il Corriere dello Sport. Allora, perché escono queste notizie? Sapete che fra poco c'è la sosta delle nazionali e quindi bisogna mettere un po' di carne sul fuoco per sentire il profumo di Serie A comunque vada. Visto che poi, se non erro, c'è la sosta delle nazionali, non vorrei dire una cavolata ma credo di sì, queste benedettissime nazionali che nel momento che il Napoli poteva avere uno spunto in più dell'Inter, vabbè, tralasciamo da parte questa cosa. Quindi si sta parlando di questa rivoluzione totale della Juventus del prossimo anno. Bene, però quello che a me fa strano, sinceramente ragazzi, è il non parlare della Gazzetta degli altri giocatori che potrebbero andare alla Juventus. Togliete subito Allegri di mezzo perché Allegri potrebbe andare al Milan. Attenzione, il ritorno di Fiamma potrebbe portare Massimiliano Allegri al Milan la prossima stagione. Sì, ci sono tre allenatori in corsa, ma non vorrei dire una cavolata. Uno è Gasperini, uno è proprio Antonio Conte e sinceramente quell'altro, voglio, in questo momento mi sta sfuggendo dalla mente. Se lo ritrovo su internet ve lo dico, intanto accendo la televisione così vediamo se ritrovo questo allenatore che vorrebbe la Juventus. Quindi però c'è anche Gasperini, no? Come allenatore della Juventus, e attenzione perché secondo me dopo quello che è successo, la sconfitta, no? Della Juventus proprio contro l'Atalanta, potrebbe essere il caso che Gasperini potrebbe vestire i panni della Juventus nella prossima stagione. Ho detto potrebbe, ragazzi, perché come con Conte potrebbe vestire gli abiti di un'altra squadra, ovvero della Juventus, qui bisogna parlare anche di un probabile, no? Allontanamento di Conte dal Napoli. Cos'è questa cosa che però non mi convince di questa Gazzetta dello Sport che parla di Antonio Conte? Per prima cosa voglio, forse quella più importante. Attualmente Conte ha 3 anni di contratto con il Napoli, quindi possiamo stare tranquilli. Gasperini invece potrebbe, anzi è già ufficiale che lascerà l'Atalanta il prossimo anno, anzi a fine stagione gli finisce il contratto. Ha detto la mia avventura per quanto mi riguarda con l'Atalanta finisce quest'anno, l'anno prossimo vediamo il da farsi se continuerò ad allenare oppure no. Quindi sapete poco bene Gasperini, no? È un po' esaltato, io questo non lo sopporto perché è troppo esaltato Gasperini. Quindi abbiate pazienza di me, ma io Gasperini non lo sopporto per nulla. Comunque, a parte questo, si trova la notizia della Juventus, anzi facciamo così, calciomercato.com,
quindi no, vi stavo parlando proprio di io non sono preoccupato perché sinceramente non mi interessa se Conte va o non va alla Juventus, e poi naturalmente la Juventus dovrà pagare, no, il Napoli per far liberare Antonio Conte, a meno che lui non dia le dimissioni e rinuncia a tutto lo stipendio che deve rinunciare. Cosa molto difficile, cosa molto difficile, è stato fermo 1 anno, 2 anni Conte, proprio perché c'aveva il contratto vecchio ancora in uso e quindi mica è scemo mister Antonio Conte. Comunque, ecco, loro stanno facendo naturalmente i fenomeni, vabbè, stanno facendo i fenomeni questi di Gazzetta dicendo no, lui vedrai che se la Juve lo chiama lui ci va. Ragazzi, a fine anno il Napoli tirerà le somme, questo bisogna anche dirlo, perché naturalmente se il Napoli riuscirà ad arrivare in Champions League fra le prime 4, Antonio Conte il suo l'ha fatto, l'obiettivo stagionale è stato raggiunto. Poi, diciamoci la verità, eventualmente Antonio Conte porterebbe lo scudetto a Napoli, lì ci sono i soldi da investire, voglio. Pochi cazzi, perché Conte se rimane a Napoli lo fa per una cosa, vuole il progetto, vuole, se deve rimanere a Napoli, vuole la squadra che dice lui, vuole i giocatori che vuole lui, e quindi sta tutto nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Sappiamo anche che Aurelio De Laurentiis, ragazzi, lo sai che se tu ti vai a prendere Antonio Conte, sai che Conte vuole un tipo di calciatore, i giocatori che costicchiano, i giocatori che prendono tanti soldi, e quindi staremo a vedere. Attenzione, Juventus giunto l'ipazzo di Henderson, in contatto con la gente, ma dalla Premier arriva un'offerta da 60 milioni, folli 60 milioni, folli veramente, perché vi dico solo anche il terzo nome era Stefano Pioli, ecco qua, ora mi sta venendo in mente, è Stefano Pioli. Io continuo a ribadire, poi Bonucci ha rilasciato le dichiarazioni e dice Juventus tieni Motta se hai pazienza di 3 anni, se no se vuoi vincere subito devi prendere Antonio Conte. Caro Bonucci, stai zitto per piacere stai zitto, vabbè. Quindi staremo a vedere, ma io queste sono cose che sinceramente sono rumors di mercato, quindi staremo a vedere. Tiago Motta, aspettiamo la fine per la stagione, mi auguro succeda qualcosa di sorprendente. Cassano, Tiago Motta la Juve improponibile, non avrei mai mandato via Allegri. Adani, parli come gli haters, hai detto una cazzata, in poche parole gli dice che poi non mi ricordo nemmeno che cavolo di programma stanno facendo, vabbè. Allegri può tornare al Milan, ma più alla Juventus, quindi vedi, Allegri già se lo sono bruciate, vabbè, ragazzi, Allegri avesse avuto la squadra che c'ha quest'anno Motta, secondo me faceva molti più punti. L'ultima spiaggia di Motta sarà la Juventus dei fedelissimi, chi rischia di star fuori da Vlahovic a Gatti, e quindi staremo a vedere. Comunque io ribadisco, Conti alla Juventus, a me non mi fa né caldo né freddo, sinceramente dovesse andare via significa che il Napoli aveva l'allenatore giusto e che Aurelio De Laurentiis ci aveva visto lungo, ma noi ci siamo scavati, abbiamo saltato un bellissimo fosso, quello di Tiago Motta, di Garnacio e di molti altri, ma che poi ne parleremo alle ore 18, perché alle ore 18 parleremo un attimo di calciomercato, ragazzi, perché c'è questo probabile prolungamento di contratto di un giocatore del Napoli. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre comunque forza Napoli. Ciao.